Diciamo che dal punto di vista delle politiche di mitigazione è un tema eminentemente sovraregionale, quindi riguarda gli accordi tra i governi e quindi il governo italiano e gli altri governi. Però si può fare anche a livello locale e certamente molto si può fare a livello locale, quindi anche di un governo regionale, dal punto di vista dell'adattamento al cambiamento climatico. Ora, da questo punto di vista la Regione del Veneto ha fatto molto in questi anni, lo dimostrano alcuni fatti, per esempio quello che eventi meteo anche estremi e non diversi da altri che si sono verificati in passato hanno generato effetti in termini di danni alle persone e alle cose assai inferiori che non appunto eventi precedenti. Anche alcuni obiettivi di riduzione dei gas climalteranti sono stati già raggiunti. Da questo punto di vista il nostro è un territorio, diciamo, virtuoso, lo ha certificato recentemente anche l'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del nostro Paese. E certo è che la sfida, come stiamo ascoltando anche oggi in questo evento, è una sfida molto importante, molto complessa e che deve vedere tutti i governi a ogni livello impegnati a rafforzare e rilanciare continuamente l'azione. Questa è una priorità dei governi di tutto il mondo, è una priorità del governo del Veneto. Ci sono molte azioni che si stanno iniziando, per esempio la predisposizione di un piano energia e clima, per esempio la costruzione di una strategia regionale per l'adattamento al cambiamento climatico e anche per la mitigazione, che mette a sistema tutte le azioni svolte finora e le rilancia e le rafforza in un percorso di miglioramento ulteriore. Questo deve fondarsi su una piena comprensione degli effetti a scala locale, perché ovviamente ciò che il cambiamento climatico genera su un territorio come il nostro è diverso da quello che genera in altre parti del mondo, e per questo il primo passaggio è affidare anche alla nostra Agenzia per l'Ambiente, al sistema universitario, un momento di studio e di approfondimento specifico su quelli che sono gli effetti a scala locale, perché sono su questi che si deve costruire poi la strategia di adattamento. In questo percorso avremo, come sempre, il metodo del confronto, della concertazione e della condivisione, e quindi anche diversi momenti di ascolto e partecipazione, cui potranno partecipare anche associazioni e ordini professionali come quello degli ingegneri che oggi ha promosso questo interessante momento di studio.